Nel 25° giorno del mio viaggio sono arrivata nel mare del paradiso terrestre. Sì, ascolta, te la sei portata la merenda? E quale merenda dove portarmi? La mela? Ecco, che poi te resti sul gargarozzo. E la foglia di fico ce l'hai? Per fortuna ho la foglia di fico. Ascolta, quando ti togli la foglia di fico ti sfogli praticamente. Mi sfoglio. Sì, perché togli la foglia e ti sfogli. Sì, Quindi sì. se le donne nel paradiso terrestre quando si spogliano. Si spogliano, Si bravo. spogliano. Bene, Sì. bene. Ci mancava questa. Comincia subito sto numero di Orietta Channel. Comincia subito, e allora da adesso. Adesso, Hai 1, 2, preso la 3. merenda? Tutto. Hai preso il... Ah, hai sbagliato costume! Hai Come sbagliato costume! Orietta Channel, buongiorno! Buongiorno. Orietta stamattina ha sbagliato costume Perché da bagno perché non è adatto a questo posto dove sei arrivata. Perché non è adatto? Perché non è adatto? Perché è un costume da, guarda, pantera, selvaggio. Invece oggi sei in un posto meraviglioso, troppo bello. Troppo Si chiama bello. Cala Domestica. Domestica, si è vestita da selvaggio. Non va bene, Sono via. vestita Ha da cambiato domestica. subito, via. Vuoi che mi vesta da La domestica? domestica con la Metto il crestina in te. violino. E la crestina? Sì. Wow, va bene, dai. Dai che andiamo. Orietta Channel, 25° giorno di vagabondaggio in Sardegna, vi sta portando a in un posto meraviglioso, Cala Domestica. Dai che andiamo, dai. Forza! Il sole è cocente stamattina. Prendi l'ombrellone Prendi l'ombrellone e via! Dai. Allora Orietta, tu sai che noi siamo molto spiritosi e facciamo cose divertenti, Sì. eh? Soprattutto tu, perché io sono una persona seria. Altro sì. Però devo dire la verità che questo è un posto magnifico, è magico. Sì. Forse uno dei più belli del tuo viaggio in Sardegna di quest'anno. È vero, verissimo. Cala Domestica, un angolino incredibile. Io non ho parole. Ascolta, riesci a vedere i pesci sotto? Sai che ci mangiano le cellule morte? E allora qualcuno deve stare attento che gli mangiano qualcosa di... No! Magari stiamo attenti un pochino, specialmente cosa? tu stai attento. Allora, dov'è l'est, dov'è l'ovest, dove hai perso l'orientamento? Ora io ho detto Sì. che tu hai capito un'altra cosa, No. io volevo dire, dalla spiaggia Cala Domestica, Sì, noi vediamo l'est, la scogliera est, quella? quella. E l'est allora è da quella parte? Non è l'est da quella parte, la scogliera a est, a destra, alla mia destra. Sì, ma alla tua destra non è che c'è sempre l'est. Ma no! Capisci cosa voglio dire? Io non sto dicendo dei punti cardinali. Un est personale. Il est- Hai un est
Orietta ha un est personale che è alla sua destra. Adesso abbiamo Allora, cambiato. io vedo la cala, no? Sì, che è lì. Dalla spiaggia. Sì. Mi viene da pensare l'est della cala. Nascondi le grazie. Ogni tanto salta fuori qualcosa. L'est della cala sarebbe il destra della cala, perché il tuo est è sempre a destra. Sì. Ogni volta che ti giri a rotazione della Terra. 4 ti do in geografia, 4. Ma non sto parlando di Torna a geografia. settembre. Non sto parlando di geografia io. Orietta Channel, l'est. Hai anche l'ovest personale? Sì. Sì, l'ovest personale è A sinistra. a sinistra, mi pare ovvio. Quindi a destra abbiamo l'est, Orietta, orientamento, l'orientamento è a est. Posso anche dire. Il nord, quindi Posso anche dire da cala domestica. Ascolta, non cambiare discorso. Il nord, allora l'est è a destra, l'ovest è a sinistra. L'Oriente e l'Occidente. L'accidente che te viene. Ascolta, no, il nord, Il nord è il cielo. in alto. Bambini all'ascolto che avete fatto la quinta elementare quest'anno, non prendete nota di queste cose qua, che la maestra aveva perso il giudizio a spiegarvi i punti cardinali. Il cielo e il sud Il è sud sottoterra. sottoterra, a posto siamo. Andiamo ben. Dai, chiudi dai. L'Occidente dov'è? L'Occidente è ovest. A ovest. Aiuto. Brava. No, fa finta, sta recitando. Vero che stai recitando? No. No! No, Orietta non recita, è così di natura, non è che fa apposta, no? C'ha ste cose qua. Vabbè, dai, dopo ti faccio ripassare un po' di geografia gastronomica. No, tu non mi fai ripassare niente, perché la geografia io la so. Bene, continuiamo con la remigrazione cala domestica. Ok. Allora, posso essere serio adesso? Faccio un attimo una cosa seria. Cosa fai? Devo veramente dire che questa zona è meravigliosa. Ah, sì. Chi può, chi ha la possibilità di farlo, so che ci sono tanti impegni, tante spese, però girare la Sardegna, non fermarsi ai soliti posti No, blasonati, le ci sono spiaggione. tante cose da vedere. Ogni angolo della Sardegna riserva una sorpresa nuova. È vero. Visitate anche le città. Ieri sera eri a Iglesias, è un confettino molto bella, dinamica, Poi c'era ristorantini, anche in occasione zona storica. c'era- Ascolta, quando parlo io tu stai zitta, poi tu stai zitta e parlo io. Chiaro, allora ripeti, Dopo ti dicono quando che fai tu stai... sapientino. Ma sto dando Hanno dei consigli, ragione. consigli per gli acquisti, Orietta Channel. Vabbè, allora parla tu. E ho detto che ieri sera ci siamo divertiti ad Iglesias tantissimo, perché in Girati che ti vedo in faccia così. Ecco. c'era l'occasione di questa festa, no? E fatalità, noi arriviamo nelle cittadine quando Nascondi c'è le bellezze. la festa Il bellezze. del patrono, Sì. metti, o di qualche santo. Orietta, hai scelto che direzione andare? No, sto facendo una panoramica di tutta la baia. Ah, ci sta girando in tondo Sì. di proposito. Sì, perché merita di essere filmata. Guarda là in fondo, raggiungiamo quel posto là, incantevole. Ok, fuori dalle acque territoriali finalmente ti puoi esibire nella tua prestazione canora. Orietta Channel si esibisce una sento, canzone popolare, penso proprio di sì. Hai un pubblico. Dai, allora non mi interessa anche se mi sentono, dai, tanto ormai ho perso la reputazione. Sì, non c'è niente, non c'è più niente da perdere. C'è più niente da perdere. E la bella GQG, l'ama spasso col suo biondì,
A 15 anni facevo l'amore, dalle avanti un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni mi sono sposata, dalle avanti un passo, delizia del mio cuore. La viene alla finestra, l'è tutta incicliata. Bisogna aver pazienza, la sada marita. E la bella GQG, trallere lillere lillellero, lava spasso col suo biondino, trallere lillere lillella. L'ho lasciata tutta. Ho visto qualcuno che si è buttato giù dalla scogliera. Davvero? Ti Ho giuro. fatto brutta figura. No, si sono scaraventati giù a mare. Bene, Oriente Channel, cambiate canale, prego. E per favore, scrivetemi il nome del farmaco anche questa volta, ma dosaggio forte però, dosaggio molto forte. Perché qua non Non lo fa teniamo più- effetto. non fa più effetto. Ecco l'arco. E le frecce? Ma guarda che acqua blu. Come dire, non tutti i buchi riescono con la ciambella, qui è riuscito solo il buco. Poi guarda che acqua È c'è. bellissimo, Non lo so. altro che Caraibi. È blu, è di un blu. Blu. No, è Blu. blu elettrico. Elettrico? Sì. Non c'è pesco, se c'ho. Eccola. La calla longa si chiama, anche se corta, si chiama calla Anche longa. questa si chiama A sinistra Calalonga. calla longa, a destra calla domestica. E c'è un passaggio per andare da una spiaggetta all'altra, vero? Ecco, c'è la crisi, adesso c'è la crisi. E cioè prima canta, poi ha queste crisi qua così di isterismo incontrollabile. Bagnino! Bagnino! C'è un bagnino in spiaggia. Il remo ci porta via. Chiudi! Se ripeti non si è sentito, a voce alta. Che scema che sono! Dai, basta!